Si chiamano luoghi della memoria, ma pare che qualcuno se ne sia dimenticato. Ossari e sacrari fra la provincia di Vicenza e quella di Treviso hanno bisogno di interventi e manutenzione e molti finanziamenti che erano stati promessi molti anni fa non sono più arrivati. Per risolvere questa situazione è stata approvata dal Consiglio regionale all'unanimità una mozione che impegna la Giunta Veneta a intervenire sul governo e sul Ministero della Difesa. Il primo firmatario del provvedimento è il vicepresidente del Consiglio Veneto, Nicola Finco. Un accordo che prevedeva un investimento di circa 13 milioni di euro, 9 a carico del governo e 4 a carico della Regione del Veneto per sistemare 4 ossari che sono presenti sul nostro territorio. I luoghi della memoria interessati da questo accordo sono il Tempio Serio di Bassano, il Sacrario di Crocetta del Montello, quello di Cimagrappa e il Sacrario dell'Eiten ad Asiago. E 4 ossari che ovviamente necessitano di interventi importanti e che da tempo come territorio, come regione chiediamo un intervento serio e deciso da parte del governo. Il centenario della Grande Guerra è passato da un pezzo e solo pochi interventi sono stati portati a termine. Una situazione della quale il gruppo Media Nord-Est si è già occupato grazie all'impegno di chi ha fatto sentire la propria voce sul territorio. Una situazione che non può essere più tollerata. Stiamo parlando di luoghi che raccolgono più di 90.000 soldati che hanno dato la loro vita per la libertà, per la difesa dei confini e purtroppo vedere questo disinteresse da parte dello Stato noi lo riteniamo abbastanza vergognoso. Quindi speriamo che attraverso anche l'aiuto del Presidente ma anche della stessa Giunta si possa quanto prima arrivare a un obiettivo concreto che è quello di vedere l'inizio dei lavori per dare finalmente dignità a questi soldati che oggi riposano in questi luoghi sacri.